In occasione del 200° anniversario della laicizzazione del San Benedetto è stata allestita una bellissima e interessantissima mostra che vuole ricordare i momenti che hanno caratterizzato questo istituto dal 1811 in poi. Con Valeria e con Patrizia, che sono state quali responsabili della costituzione di questo museo, possiamo andare a vedere queste sale, giusto? Certamente sì. In questo corridoio abbiamo una rappresentazione fotografica di quelli che erano i momenti salienti della socialità nel periodo storico che ha contraddistinto questo istituto. Esatto, qui cominciamo a vedere alcuni cartelloni con le fotografie. Da momenti gioiosi vissuti all'interno ai luoghi che sono propri della nostra scuola e che nel corso degli anni sono cambiati adattandosi alle diverse realtà e alle diverse esigenze, a manifestazioni che hanno sempre scandito la nostra vita e sono un pochino il nostro fiore all'occhiello. Qui invece abbiamo un esempio che l'educazione motoria nella nostra scuola è sempre stata molto curata fin dal 1900. Difatti forse è uno dei campi in cui abbiamo un maggiore riscontro di fotografie. Un'altra caratteristica della nostra scuola è stata quella di essere sempre molto legata al territorio e alle persone, e qui abbiamo l'esempio delle molte persone che sono venute a trovarci, persone autorevoli nell'arco dei tempi, a partire da quando c'era la direttrice Savoia alle ultime cose e a quelle che verranno anche prossimamente. È stato difficile ricavare il nome delle persone presenti nelle fotografie vecchie, perché tante non avevano né la data né nessun'altra indicazione. Però è stato bello, il giorno dell'inaugurazione, vedere le persone che vi hanno partecipato e che si sono riconosciute o che hanno ricordato gli eventi in cui queste foto sono state scattate. Questa loggetta è stata invece allestita un aspetto un po' più religioso di quello che era il San Benedetto. Sì, praticamente questi erano comunque i paramenti sacri che venivano utilizzati pre e durante la laicità. Qualche volta in caso di emergenza li utilizziamo quando abbiamo qualche evento particolare, tipo i festeggiamenti per gli ex allievi, dove viene comunque sempre praticata la messa prima del grande evento della convivialità. Prima che nel 1811 la scuola diventasse laica era gestita da delle suore e nella ricerca dei materiali per allestire la mostra abbiamo trovato questi paramenti sacri, presumibilmente risalenti alla fine dell'Ottocento. Abbiamo ritrovato anche degli arredi, probabilmente gli unici che sono rimasti dopo la vendita di tutto da parte di Napoleone, e abbiamo trovato anche oggetti sacri come questi. Abbiamo poi recuperato dei quadri che erano sicuramente nelle stanze delle suore. Questi quadri li abbiamo recuperati in una soffitta e tra un cassetto e l'altro è saltato fuori che avevamo anche un grande valore di antiquariato. Siamo dietro a quello che era il tipico salottino che la direttrice Savoia utilizzava nel periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale fino agli anni 70. Questa è la miss della cameriera che si occupava solo della signora Savoia, cioè di servirla in tutti i suoi bisogni, e queste sono le porcellane che abbiamo recuperato della colazione. Dopo che veniva servita la colazione alla signora Savoia venivano portati anche i documenti da visionare per la giornata e venivano appoggiati in questo particolare scrittoio che era fatto di un vassoio praticamente e di un cavalletto unito da delle cinghie che poi alla fine dell'uso veniva piegato per non dare a disturbo. In questa stanza possiamo osservare quelli che erano gli oggetti di uso comune nel periodo fra l'800 e il 900, ed erano però quegli oggetti un po' più particolari, in argento. Certo. Noi abbiamo pensato di utilizzare questa teca per conservare al meglio tutte le posaterie che abbiamo in argento, in osso in argento, e tutti quelli che erano poi tipo i centri, tipo le cose che venivano messe nei mobili, che sono particolarmente preziose perché tutte quante lavorate a mano. Abbiamo poi recuperato uno stemma, probabilmente il primo, con la scritta Regio Istituto Femminile Montagnana, prima ancora che ci fosse l'iscrizione Educandato Statale San Benedetto. Questo tavolino invece cosa rappresenta?
Ma in questo tavolino abbiamo pensato di mettere la foto della Beatrice Savoia, che è stata quella che ha praticamente fatto il passaggio dalla parte, diciamo, religiosa ad ora, e abbiamo pensato di ricordare lei con tutto quello che lei usava. Siamo in un piccolo salottino. Sì, e qui abbiamo ricostruito un piccolo salottino che vuole ricordare proprio il giorno esatto, il 4 marzo 1811, in cui la nostra scuola è passata a istituto laico, con la copia di del documento ufficiale di questo importante avvenimento. Vi abbiamo esposto questi due pezzi che sono molto importanti, difatti sono stati illustrati anche all'interno del libro edito per il San Benedetto, che raffigurano al loro interno i simboli dell'organizzazione delle Benedettine. Abbiamo voluto anche, con questa fotografia, dare un omaggio alla signora San Marco, perché è stata la nostra guida, è stata la nostra preside, e nonostante lei non ci sia più è ancora sempre ben presente nei nostri cuori. Qui invece possiamo ammirare il quadro di Eugenio Napoleone, che è stato colui che ha firmato proprio il trattato di 200 anni fa, che ha permesso alla nostra scuola di diventare laica e di essere quella che è adesso. Però possiamo vedere alcuni documenti che sono stati lasciati dal dottor Minelli, che è un discendente della signora Chiriaci, che è stata la nostra prima direttrice. Fortunatamente nel suo archivio personale ha tenuto tutto quanto il materiale relativo alla nostra scuola, e grazie a lui appunto siamo venuti a conoscenza di cose che altrimenti non si sarebbero mai sapute. Il San Benedetto ha sempre avuto una forte tradizione teatrale, c'era anche un teatro interno, vero? Sì, infatti si potrebbe anche ricordare che una volta il teatro si faceva dove adesso ci sono le segreterie, mentre attualmente siamo passati alle rappresentazioni all'interno della chiesa, in questa struttura che da non molti anni è passata in gestione della scuola. Qui possiamo vedere 3 esempi di vestiti. Questi abiti sono del 1700, però sono fatti dalle mie colleghe che seguono il progetto del teatro, facendo loro i vestiti e adattandoli alle ragazze e al tipo di commedia che viene proposto. Commedia che da 20 anni a questa parte viene proposta sempre l'ultimo giorno di scuola, però questa non è una novità nostra, perché è sempre stata fatta fin dagli albori dell'educandato. Difatti abbiamo fotografie che ci dimostrano queste ancora proprio all'inizio di 300 anni fa. In queste teche invece abbiamo messo della vetreria antica. La nostra scuola ha sempre avuto un appartamento e ha sempre avuto un guardaroba, quindi c'erano persone che lavoravano molto precise anche nei loro lavori, e questi sono un po' l'esempio. Nel periodo antico anche le educande partecipavano a questi lavori, e questi quadretti qua sono un po' l'esempio di quello che loro facevano. In questa sala noi possiamo vedere tutti quelli che erano i momenti della formazione scolastica. Questa stanza rappresenta un po' il colore che c'era nella... Qui abbiamo cercato di rivedere com'era una volta. Abbiamo un pezzo d'epoca, un piccolo banco dove i bambini una volta scrivevano con quaderni d'epoca. Abbiamo le divise che negli anni 20 usavano le ragazze, in questo caso con il colletto bianco che era tipico dell'educante, mentre le varie scuole venivano diversificate dal colletto: verde per le scuole elementari, azzurro per i DC e rosso per la scuola magistrale. Nel corso degli anni la divisa è cambiata. Da una semplice grembiule siamo passati a una divisa di questo genere come negli anni 70, gonna azzurra e camicetta bianca, che esiste tuttora per la scuola media, mentre per la scuola superiore è stata abolita. Nel passaggio intermedio però abbiamo avuto anche questo tipo di divisa, con la gonna a quadri e con il cardigan blu, e questo era per rendere più moderno, più attuale la nostra scuola. Questa invece
è una cattedra e sopra abbiamo messo tutti quanti degli strumenti che si usavano nella sala di scienze, strumenti che sono del secolo scorso e quindi adesso sembrano strani, però una volta venivano usati dai ragazzi durante le lezioni. Qui abbiamo il quadro dei diplomati dell'anno 64-65 ed è un po' la caratteristica della nostra scuola ogni anno, quando i ragazzi si diplomano, di fare loro una festa, di fare loro le fotografie. Ed è bello poi a distanza di anni vedere e riconoscersi. Questa caratteristica è passata inalterata nel corso degli anni e fino ai giorni nostri. Un'altra caratteristica della nostra scuola è avere le scuole che vanno dalle scuole elementari alle superiori e quindi troviamo ragazzi che percorrono qua l'intero ciclo scolastico. Fra queste pagelle abbiamo l'esempio anche di una insegnante che è stata praticamente in questa scuola per tutta quanta la vita. E diciamo che questo fattore è importante perché permette a coloro che ci operano di vivere e di sentire il rapporto scolastico che fa quasi parte della sua vita e quindi hanno un rapporto molto particolare con i ragazzi che si trasmette in tutto quanto il loro fare, in tutto quanto il loro operato e che permette a queste persone di raggiungere dei livelli molto alti. Ecco, in particolare sto parlando della signora Rozzaggio Edda che ci ha lasciato tutte quante le sue pagelle, tutto quanto il suo materiale e che è diventato proprio un patrimonio di tutti. Abbiamo anche una tesi di laurea, questo qui è l'esempio della signora Daniela Rivaroli, ma non è l'unica perché poi vedremo anche le tavole della scuola che sono di una insegnante attuale. Questa qui è la stanza con le rassegne stampe, ovvero sia tutti quegli elementi che a livello di stampa hanno caratterizzato questo istituto e sono i momenti più importanti, le mostre culturali, gli incontri con gli autori. Sì. Praticamente in questa stanza noi abbiamo cercato di mettere quello che la stampa, quello che gli organi esterni hanno visto di noi. Abbiamo voluto dare un senso di continuità con il pianterreno che va verso l'alto, quindi con il passato che si ricongiunge con il futuro. Difatti noi abbiamo cercato anche di dare un senso di verticalità a questa mostra, mettendo alcuni cartelloni anche nel piano alto, proprio che ci accompagnano verso la visione della mostra.